applicative di quelle che sono le novità introdotte dalla nuova direttiva macchine. I colleghi hanno spiegato molto bene tutta quella che è la sovrastruttura, quindi i principi che portano poi all'applicazione pratica di determinate soluzioni, di determinate necessità. Cercheremo prima di tutto di capire, dando per scontato che qui ci siano costruttori di macchine che conoscano già la direttiva 9837, di andare a focalizzare l'attenzione su quelle che sono le novità e le modifiche introdotte dalla nuova direttiva e quindi quello che è lo sforzo che il costruttore deve fare per adeguarsi ai nuovi requisiti, ai nuovi obblighi che la direttiva